Eccoci. Molto bene. Noi ringraziamo il dottor Stefani per essere qui a San Donà con noi questa sera. E facciamo un applauso così iniziamo con un po' di... Abbiamo avuto anche l'incontro con il dottor Manildo, quindi replichiamo le stesse domande che abbiamo fatto al dottor Manildo anche a lei, onorevole Stefani. Direi di cominciare questo secondo appuntamento, abbiamo circa un'ora di tempo e quindi invito tutti a cercare insomma, di mantenere questo timing. E adesso all'inizio di questo momento direi di vedere insieme un brevissimo filmato che ci ricorda cosa succede ogni giorno e qual è il lavoro dei consorzi di bonifica. Il maltempo ha colpito anche la bassa padovana, i maggiori danni tra le aree della Megliadina e il Montagnano. La tempesta perfetta, tempesta secca, tempesta di siccità. Strascichi lasciati dal maltempo che si è scagliato sul Polesine nella notte. Anche questa è una delle conseguenze legate alla grave siccità che sta colpendo tutto. Le quantità di pioggia cadute ieri in Lombardia, oggi in Veneto sono, o meglio, erano eccezionali. Stanno diventando normali perché si alternano periodi di siccità e periodi di precipitazione. Il cambiamento climatico si vedono gli effetti e i scientifici dicono chiaramente le strade a seguire e tutti noi abbiamo una responsabilità, tutti, ognuno una piccolina, più grande, una responsabilità morale e dobbiamo prenderlo sul serio. Credo che è una cosa per non scherzare, è molto serio. E lei mi chiede ma qual è la responsabilità morale? Ognuno ha la sua. I politici hanno la sua, la propria anche. Ognuno ha la propria. No, non sono opinioni sull'aria, sono chiarissime. E poi decida e la storia giudicherà le decisioni. Molto bene. Abbiamo riconosciuto la voce di Papa Francesco in relazione appunto al cambiamento climatico, tanto quanto abbiamo riconosciuto, forse meno, però la voce di Paolo Sottocorona, che è stato un meteorologo importante, era tutte le mattine sulla 7, che è mancato qualche mese fa, amico di Ambi Veneto, a cui farei un applauso in ricordo. Molto bene. Siamo all'interno di questa sala prestigiosa che ripercorre un po' la storia della bonifica veneta ma anche italiana. Su tutti c'è la figura di Silvio Trentin, che è stato un eroe della patria, che evidentemente aveva questo grande sogno della bonifica integrale e diceva nel suo grande discorso del 22: quando dico bonifica dico terre redente ma dico anche strade, dico borgate, dico scuole, dico civiltà.
e forse il suo sogno poi è stato anche realizzato grazie a tanti uomini operosi che hanno portato avanti questo progetto gigantesco ma fondamentale per l'evoluzione di quella che io considero forse la regione più bella, non d'Italia, ma d'Europa. E fatemi un applauso, grazie. Bene, lascio la parola al direttore che ci racconterà un po' quello che sta facendo oggi ANBI, che rappresenta tutti i consorzi di bonifica del Veneto. Prego. Grazie della sua presenza e della sua disponibilità in questo momento che sappiamo tutti quanto è pesante. Prima di iniziare nella mia brevissima esposizione mi consente di presentare i presidenti dei consorzi di bonifica del Veneto. Oggi sono tutti e 11 qui presenti in prima fila. A fianco a lei c'è Alex Vantini, presidente del Consorzio Veronese e presidente ANBI Veneto. Dopodiché abbiamo il presidente dell'Alta Pianura Veneto Zambon, presidente del Delta del Po Taschini, presidente dell'Adige Po Branco, presidente dell'Adige Euganeo Bertin, poi dopo abbiamo il commissario del Brenta, in quanto siamo in attesa di rinnovare fra un mesetto la governance per quello che riguarda il Consorzio Brenta. Abbiamo Amedeo Gerolametto, Consorzio Piave, Bugno, presidente del Consorzio Bacchiglione, Ferraresso, presidente del Consorzio Leb, Zanchin, presidente delle Acque Risorgive, e infine il padrone di casa che ci ospita, Veneto Orientale, Pegoraro. Quindi grazie davvero del tempo che ci dedica. In modo molto veloce e schematico, perché il tempo è quello che è, vorrei iniziare da questa slide. Questo è il nostro territorio, delimitato con in rosso quelle che sono le aree di competenza dei vari consorzi. Vorrei semplicemente illustrare in questo modo. Oggi il Veneto è, nella parte della pianura, quella che lei vede verde e gialla, un grande catino dove l'acqua meteorica, quella che cade, non riesce a defluire velocemente a mare e questo riguarda circa 455.000 ettari, sono a rischio allagamento, di cui addirittura 240.000, quelli più costieri, sono sotto il livello del mare. Se non ci fossero quelle 400 idrovore che sono quei puntini rossi che si vede, oggi lì sarebbe ancora palude, sarebbe un territorio non idoneo, così come invece lo stiamo vivendo, a vivere, produrre ed essere particolarmente attivi, così come conosciamo questo Veneto. Questa è stata l'opera fatta negli ultimi 200 anni da quei bonificatori, anche di più di 200, ma soprattutto negli ultimi 200 anni, dai bonificatori che hanno cercato di fare in modo che dove non c'era l'acqua, ovvero dove c'è la pedemontana, arrivasse l'acqua, ci fosse l'acqua necessaria per fare quell'agricoltura così dettagliata e così attiva che come oggi noi la conosciamo e di qualità, e nella parte terminale di quella che è la cartina che vediamo, invece l'acqua possa defluire in modo veloce senza creare ristagni, creare quelle situazioni che erano appunto nei secoli passati. Quindi questo è fondamentalmente quello che hanno fatto chi ci ha preceduto. Chiaramente oggi noi non è che possiamo dire che abbiamo raggiunto il nostro scopo, siamo a posto, dobbiamo semplicemente gestire quello che è le esigenze del nostro territorio. E mi permetto di affrontare un'altra slide, perché abbiamo fondamentalmente 3 temi di innovazione su cui ci stiamo concentrando. Uno è sicuramente continuare a manutentare e adeguare tutte quelle opere che ci sono state lasciate negli anni passati, e questo è un tema. Secondo tema, in corso d'opera abbiamo avuto dei cambiamenti per quello che riguarda l'insediamento umano, e questa è una cartina che dimostra quanto si stia impermeabilizzando il territorio della nostra regione, e tutte quelle particelle viola che vediamo sono gli insediamenti urbani che hanno fatto sì che il 12% del nostro territorio sia impermeabilizzato, che la Regione Veneto abbia anche
questo primato purtroppo non particolarmente felice di avere un consumo del suolo così come è stato indicato negli ultimi dati anche dell'ISPRA. E casualmente questi insediamenti sono proprio in quelle zone che sono più fragili. Quindi anche questo è un dato con cui stiamo facendo i conti. Abbiamo visto le immagini anche del filmato, del video, dove abbiamo spesso delle criticità è appunto nei grandi centri urbani. Da qui possiamo sostenere che oggettivamente la Regione del Veneto ha messo in opera ha cantierato delle opere di grandi invasi che hanno risolto, soprattutto per quello che riguarda le opere di difesa del suolo per i centri urbani. La Regione Veneto, come sapete, dopo il 2010 ha messo in atto quelle vasche di laminazioni che in questi anni hanno protetto in modo importante tutto quello che era situazioni che avrebbero creato sicuramente situazioni di disagio. Ci sono 10 vasche di laminazione che sono già state completate, 3 sono in corso d'opera e altre 10 dovranno essere costruite e dovranno essere sempre più a difesa di quello che è il nostro territorio. Però consentitemi di dire che i cambiamenti climatici stanno ancora di più appesantendo questa situazione. Non voglio parlare di cos'è il cambiamento climatico, solamente una cosa: è acclarato scientificamente che c'è un innalzamento della temperatura e soprattutto cambia il modo di piovere. La quantità più o meno negli ultimi anni è sempre quella, però sappiamo che, così come dice anche un nostro collaboratore, e peraltro anche collaboratore della Regione del Veneto, il professor Marani dell'Università di Padova, entro la fine del secolo gli episodi estremi aumenteranno del 30-50%, con punte dell'80%. Come diceva sempre anche il filmato, non sono più eccezionali, sono ripetitivi. Sappiamo che continuano, ma soprattutto continuano in modalità intensi e circoscritti. E spesso quelle che sono le vasche di laminazione non bastano più per proteggere i centri, ma dobbiamo pensare anche di continuare in questa manutenzione straordinaria, ma soprattutto cercare, così come è stato fatto, di creare anche delle ulteriori bacini che possano anche proteggere i centri che non sono i grandi centri urbani, ma quelli che sono i nostri territori. Da qui con la Regione Veneto ANBI ha identificato circa un centinaio di aree in cui si possono realizzare degli invasi a protezione o addirittura, perché anche questo è un'opera sicuramente importante, anche dove trattenere l'acqua, perché se da una parte possiamo dire che abbiamo degli eventi importanti che stanno mettendo a dura prova tutte quelle che sono le nostre infrastrutture, abbiamo anche dei periodi siccitosi in cui le temperature fanno sì che diventi impossibile fare agricoltura di qualità se non abbiamo la presenza dell'acqua. L'acqua è l'unica garanzia che ci può essere e ricordiamoci che gli eventi siccitosi sempre più si ripetono. Negli ultimi anni, pensiamo al 2017, al 2003, al 2022, che è stato insomma l'anno horribilis per quello che riguarda. E pertanto, se da una parte dobbiamo creare quei bacini che possano rifornire l'acqua ai nostri territori, anche alla luce del fatto che i ghiacciai non riescono più a mantenere quel flusso necessario, indubbiamente dobbiamo anche ripensare all'irrigazione, dobbiamo continuare in una irrigazione strutturata per quello che è il nostro territorio. Qui abbiamo una cartina, su tutto il nostro territorio ci sono circa 600.000 ettari
di terreni che vengono irrigati, quelli rossi 200.000 con irrigazione strutturata, irrigazione di soccorso, che è quella che utilizza i nostri canali di scolo e di irrigazione, appunto, che sono le aree gialle. I puntini azzurri sono i punti di prelievo su cui ci riforniamo per poter garantire tutto questo. Garantire l'acqua non vuol dire solamente far vivere quell'agricoltura che porta 8 miliardi l'agroalimentare alla nostra regione. E ricordiamoci che il 90% di questi 8 miliardi vengono fatti dove c'è irrigazione, altrimenti non si riesce a fare agricoltura di qualità. E quell'acqua che viene immessa nei canali, consentitemi di dire, che non serve solo all'irrigazione, ma serve anche a fare ambiente, a creare quei famosi servizi ecosistemici che oggi sono stati quantificati, che l'anno scorso dalla Regione Veneto sono stati quantificati in un beneficio di 620 milioni di euro, tutto quello che può essere vivificazione e quant'altro. Una piccola slide così proprio un po' coreografica. Qui siamo sul Brenta, abbiamo il centro urbano di Cittadella. Questa era una fotografia del 22 luglio 2021. Il famoso anno horribilis 22 luglio 2022 si presentava in questo modo. Come potete vedere, l'ambiente è ben diverso, quindi non è solamente un problema di agricoltura, ma è un problema anche legato a tutti quelli che sono i servizi ambientali connessi e a disposizione della società civile, che peraltro la società civile dà per scontato. Noi vorremmo sottolineare che non sono per niente scontati. Se non c'è l'acqua nei canali, non c'è nemmeno l'acqua per poter vivificare e fare tutte quelle che sono le operazioni ecosistemiche. Velocissimamente, stavo dicendo, 11 consorzi di bonifica, sono a disposizione su un territorio su cui vivono 4,3 milioni di abitanti e che è l'89% della popolazione, 1,2 milioni di ettari all'interno di questi consorzi, il 65% della superficie regionale, gestiscono 26.000 chilometri di canali, 26.000 chilometri. Non è un dato da poco, 17.800 di rete di scolomista, 8.000 di rete irrigua. 455.000 ettari, così come abbiamo visto prima, sarebbero allagati senza il pompaggio che tutti i giorni abbiamo a disposizione di alcuni territori. 400 idrovore sulle 800 nazionali. Alcuni consorzi svolgono, quasi tutti, in cui più o alcuni meno, ricerca e innovazione per poter essere sempre più concretamente a disposizione delle società civili e dei contribuenti. Dal punto di vista amministrativo c'è l'autogoverno, ovvero gli organi di governo eletti dai cittadini tra i proprietari di immobili e di terreni. Oltre a questo, l'assemblea è composta da cittadini e rappresentanti istituzionali. Quindi se all'interno c'è un'assemblea eletta dai cittadini, che sono contribuenti, dall'altra c'è una presenza istituzionale in cui c'è un rappresentante della regione, che è in CDA, e 2 rappresentanti, uno della provincia e uno dei comuni, che siede appunto all'interno dell'assemblea, alcuni dei quali sono anche qua perché oltre ai presidenti abbiamo insomma le governance degli 11 consorzi. A disposizione dei consorzi c'è una sorta di autonomia finanziaria che diventa contribuenza per 150 milioni di euro, una cifra sicuramente importante che negli anni è cambiata, è aumentata a seguito delle importanti necessità che questi consorzi hanno, e assicuro che siccome questa contribuenza per la stragrande maggioranza deriva dal settore dei proprietari terrieri agricoli, assicuro che non è poi così semplice andare a incassare queste contribuenze, perché le nostre aziende hanno già diverse difficoltà, soprattutto in alcune aree, ma soprattutto negli ultimi anni è sempre stato adeguato
e quindi aumentato quello che è l'importo della contribuenza. Questi soldi servono per la gestione dell'ente, per la manutenzione ordinaria di quelle che sono le infrastrutture, per la progettazione, ma soprattutto, e invito veramente e vorrei sottolineare, quello che è il costo dell'energia elettrica. Oggi i consorzi pagano 23 milioni di euro di bollette della luce per far funzionare quelle idrovore, per far funzionare gli impianti di irrigazione che così sono indispensabili soprattutto in alcune zone della nostra regione. In alcuni consorzi questo costo energetico è importante, in altri sta diventando insostenibile. Addirittura si fa fatica a svolgere quelli che sono gli altri compiti istituzionali per poter affrontare questa criticità. Tutto quello che invece è relativo alle opere, le nuove opere, le manutenzioni straordinarie, è necessario cercare delle linee di finanziamento. Ci siamo permessi di fare uno schemettino riassuntivo molto poco dettagliato. Dal 2017 al 2025 i consorzi del nostro territorio, naturalmente con l'aiuto anche delle istituzioni, sono riuscite a portare a casa 542 milioni di euro di risorse. In giro per l'Italia non ci siamo fatti voler tanto bene, perché è una delle regioni che ha avuto la possibilità e la capacità di portare a casa e di spendere queste risorse, PSRN, PNRR, PNISSI e quant'altro. Consentitemi però di dire che oggettivamente per quello che riguarda le risorse che vengono stanziate dalla Regione, oggettivamente abbiamo una riga un pochettino scarna. Si parla di 800.000 euro a disposizione per gli 11 consorzi. Nel tempo non è stato sempre così, è stato un continuo stilicidio per quello che ci riguarda, perché un tempo c'era un contributo dato dalla Regione per la subsidenza, che poi dopo è passata la competenza allo Stato, poi dopo adesso siamo senza Stato e senza Regione, tanto per essere chiari, anche se ci stiamo lavorando. Dopodiché avevamo un contributo per l'energia elettrica e avevamo dei contributi di investimento per quello che riguarda. Oggettivamente penso che questo sia un tema cui dovremo affrontare nei prossimi anni, nei prossimi 5 anni. Consentitemi, grazie dell'attenzione, una piccolissima riflessione. Il territorio del Veneto è indicato da tutti come il miracolo economico. Questo è stato sicuramente per le capacità della propria gente, ma anche per le scelte lungimiranti che sono state fatte dalla politica e dagli amministratori. Rifacendomi anche qui, con molta modestia, consentitemi di dire, a quello che diceva Papa Francesco, penso che la sfida per il nostro futuro passi proprio dalle scelte coraggiose e indispensabili che chi sarà chiamato a fare dovrà fare. E i consorzi di bonifica sono disposti a essere uno strumento per mettere in atto e per dar corso e dar forza a queste scelte che la politica sarà chiamata a fare. Grazie davvero del tempo. Grazie direttore. Ricordo che dopo questo breve incontro ci sarà una sorta di firma di questo patto tra politica, chi sarà poi destinato a governare la regione, che è un patto poi con i cittadini e siamo anche in diretta streaming, vi avviso. Allora, caro onorevole Alberto Stefani, lei è stato anche sindaco e quindi brevemente una sorta di ricordo dell'idea che si è fatto dei consorzi di bonifica in generale quando ha amministrato la sua città, la sua terra. Sì, intanto buonasera a tutti e grazie di questa occasione di confronto. Vedo un pubblico nutrito e quindi è qualcosa che rende sempre utile il confronto con la politica, anche per avere un legame diretto, non tanto prima, durante la campagna elettorale, ma soprattutto dopo, che è assolutamente fondamentale per chi amministra. Io ho amministrato un comune, ho avuto a che fare con il consorzio, anche per situazioni abbastanza delicate, perché è un territorio con un forte rischio idrogeologico, e ho avuto la contezza dell'importanza di avere un legame diretto con il consorzio di bonifica.
Credo sia un modello che vada innanzitutto ripotenziato e che soprattutto possa tornare ad essere centrale. Il fatto che ci sia un grado di democraticità interna e quindi ci siano dei membri eletti anche dai cittadini implica che il cittadino, quantomeno chi conosce un po' la realtà del consorzio, che secondo me andrebbe valorizzata anche da questo punto di vista, sappia di avere un referente in quel determinato ente. E questo è qualcosa che, faccio un esempio, il genio civile magari non può offrire. E quindi è assolutamente fondamentale dal mio punto di vista valorizzare questo aspetto, visto che voi l'avete messo giustamente come prima caratteristica del consorzio, quella dell'autogoverno, e rappresenta un modello gestionale, ma soprattutto di legame con la comunità e con il territorio, con gli amministratori locali, ma anche con i cittadini, che può rappresentare un punto di riferimento anche per il futuro, un modello di governance che deve essere esteso. Dal mio punto di vista dovrebbe acquisire ulteriori competenze che nel corso del tempo hanno avuto una loro evoluzione e anche tenendo conto dell'importanza che i consorzi di bonifica rivestono per l'agricoltura. L'ha ricordato poco fa, 7 miliardi e 7 di produzione nazionale, oltre 10 miliardi di export agroalimentare, il nostro settore primario, fondamentale per l'economia e lo sviluppo imprenditoriale del nostro territorio. Quindi l'importanza di tutelare il territorio la si deve rispettare non solo come bandiera ideologica il tema dell'ambiente, ma con proposte concrete e con proposte pragmatiche. A maggior ragione in realtà che hanno a che fare tutti i giorni con le amministrazioni comunali che devono dare risposte ai cittadini. Quindi la mia è stata sicuramente un'esperienza positiva, è una realtà che funziona, è un territorio che sa anche fare squadra, ma che ha assolutamente nel consorzio di bonifica un partner molto molto importante. Grazie. Allora si parlava poc'anzi dei grandi invasi che sono stati realizzati, altri sono in fase di realizzazione, fondamentali per la regione per garantire ovviamente che il territorio sia come dire, protetto, no? Abbiamo parlato dell'importanza dell'acqua, ma anche di ciò che l'acqua può creare o non creare addirittura. La regione con Ambi e i consorzi ha realizzato uno studio per individuare piccoli e medi invasi sparsi in tutto il suolo della regione, appunto, e si parla di 90 siti che potrebbero trattenere 850 miliardi di metri cubi di acqua con un costo circa di 807 milioni. Quindi con valenza sia irrigua, come diceva il direttore, ma anche ambientale. Consapevoli che il valore è ingente, non può essere sostenuto dalla sola regione. Può rassicurarci, in caso lei appunto sia chiamato ad amministrare questa meravigliosa regione, che il Veneto potrà contribuire ad avviare questo piano sotto la futura amministrazione? Sì, ritengo fondamentale questo aspetto, soprattutto l'investimento che va fatto in questa materia è un investimento non solo prevenzionistico, ma che è necessario per garantire anche la sicurezza dei cittadini. Sono soldi che devono essere spesi e che meritano di avere un contributo maggiore da parte della Regione del Veneto. Non si tutela solo l'ambiente, si tutela il lavoro, si tutela l'incolumità fisica e di fronte a queste esigenze, di fronte a queste necessità reali, c'è la necessità ovviamente di fare questo salto in più. Io l'ho sempre detto, anche la capacità di un'associazione di poter condividere dei progetti risulta fondamentale. Tante volte quando abbiamo magari confronti pubblici o quando ci confrontiamo con delle associazioni abbiamo più una visione unilaterale, no? Ti dicono va fatto questo, questo, questo. Il fatto che un'associazione che conosce il territorio, che ha dei terminali sul territorio, sappia condividere delle progettualità è assolutamente fondamentale per la politica. Le associazioni e la politica non devono essere parti contrapposte in cui uno tira più dell'altro, ma saper condividere delle progettualità, soprattutto chi ha la prossimità rispetto al territorio, rispetto alla gente. I consorzi di bonifica hanno, oltre a un grado di democraticità interna, che è un valore fondamentale, hanno un altro aspetto
che è molto simile alle amministrazioni comunali, che è proprio la prossimità al territorio, la conoscenza diretta di quel determinato territorio, che spesso magari la politica a livello regionale, magari presa da altri temi e da altre questioni, dimostra di avere una simmetria informativa, non ha la prossimità che può avere un consorzio di bonifica, soprattutto in materia ambientale, soprattutto in materia agricola e in materia di sicurezza idrogeologica. Quindi questo valore aggiunto che possono dare i consorzi di bonifica deve essere messo a disposizione della politica, non tanto in contrasto o magari in contrapposizione, ma in sinergia. Quindi condividere delle progettualità è un qualcosa che voi avete fatto e di cui è giusto rendervi omaggio e merito. Grazie. Il direttore parlava prima del consumo di suolo, ci ha mostrato anche io le chiamo diapositive, perdonatemi, sono antico dentro. Da un lato progettiamo e operiamo per la sicurezza idraulica, dall'altro stiamo continuando a cementificare. La quota che abbiamo visto, il dato che abbiamo visto, parla dell'11,86 e rende il Veneto la seconda regione per suolo impermeabile, sostanzialmente per consumo del suolo. E questo è qualcosa che non ha ancora cambiato direzione. Tra il 2023 e il 2024 sono stati consumati 730 ettari di suolo lordo, che corrispondono all'incirca 655 ettari di suolo netto al netto. Allora la domanda è: c'è la possibilità di rallentare questo enorme nylon che avvolge tante terre, che le rendono impermeabili, e soprattutto è un obiettivo impossibile il raggiungimento del consumo del suolo pari a zero? Allora, io credo che la società cambi e la politica debba adattare i metodi e gli strumenti di azione a una società che è in cambiamento. I programmi amministrativi di 20 anni fa non possono essere i programmi amministrativi di adesso. E quindi sarebbe impensabile valutare alcune scelte amministrative con gli occhi di 20 anni fa. 20 anni fa non era così sentito il tema della denatalità, 20 anni fa non era così sentito il tema della casa, 20 anni fa non era così sentito il tema magari legato all'invecchiamento della popolazione, 20 anni fa non era così sentito neanche il tema del cambiamento climatico. Oggi la società ci pone davanti delle sfide che sono sempre più sentite, che hanno un andamento esponenziale. Tutte quelle che ho citato prima hanno un andamento esponenziale, quindi aumenteranno sempre di più con un grado di pendenza maggiore con il passare del tempo, e il cambiamento climatico o comunque le calamità naturali hanno questa tendenza, e i dati statistici che avete espresso prima lo dimostrano in maniera chiara. E allora, nel momento in cui si verifica questa situazione, è giusto che la politica rivaluti gli interventi che sono stati fatti. Quindi una legge sul consumo del suolo fatta anni fa non per forza deve essere la stessa legge che deve durare per tutta la vita. Non importa che l'abbia fatta la stessa parte politica, è responsabilità di quella stessa parte politica rendersi conto, sulla base di alcuni trend, che alcuni interventi vanno fatti. Credo molto nella rigenerazione urbana. Ha destato sorpresa che un candidato di centrodestra parlasse di ambiente. Per me è assolutamente normale, a maggior ragione una nuova generazione che sente di più, magari anche per una questione anagrafica, il tema dell'ambiente legato ai prossimi decenni. E forse la prospettiva migliore che abbiamo di fronte al tema del consumo del suolo è proprio quella della rigenerazione urbana, sfruttare le opportunità della rigenerazione urbana, che non solo riqualifica delle aree dismesse, che non solo rimette ordine in alcuni luoghi degradati, ma soprattutto fa sostenibilità ambientale. E abbiamo proposto delle iniziative molto concrete sul tema ambiente: l'aumento dei punteggi per gli enti locali che fanno operazioni di rigenerazione urbana. Oggi un comune che fa operazioni di rigenerazione urbana e un comune che non le fa partecipa ai bandi regionali in ugual misura. Basterebbe aumentare i punteggi per quelli che lo fanno, per stimolare i comuni nell'accesso ai finanziamenti regionali, nell'organizzare e soprattutto nell'impostare una politica attenta alla rigenerazione urbana e alla rinaturalizzazione. Lo stesso per le imprese che fanno economia circolare. Veneto Sviluppo e Veneto Innovazione possono smuovere meglio dire, le leve del credito e delle garanzie
anche in favore, magari con un grado di attenzione superiore in relazione a quelle imprese che fanno e investono in economia circolare e sono attente all'ambiente. Quindi è assolutamente fondamentale ragionare in questo senso, presentando delle proposte concrete, perché poi l'ambiente, dal mio punto di vista, non lo si difende parlandone e basta, ma soprattutto con proposte che abbiano a che fare con la vita di tutti i giorni, enti locali, imprese, magari infrastrutture, l'incentivo alla mobilità sostenibile, cose di questo tipo. Quindi si può andare in quella direzione, è vero però che 30 anni fa, 40 anni fa parlavamo di un altro tipo di società, pensiamo agli oneri di urbanizzazione che avevano i comuni 30-40 anni fa, negli anni 90, e gli oneri di urbanizzazione che hanno adesso. È chiaro che c'è stata un'esplosione magari delle zone industriali in un certo periodo di tempo, dell'ampliamento di alcuni stabilimenti, dell'ampliamento di alcune aree residenziali, in un certo tipo di sviluppo anche urbanistico. Oggi questo si sta riducendo, ma la necessità di garantire una riduzione del consumo del suolo è impellente. Quindi sicuramente è doveroso intervenire migliorando la legge sul consumo del suolo, perché prevede troppe deroghe, questo è il punto, e però dall'altra parte non solo dire no, proporre anche degli strumenti utili a favorire la rigenerazione urbana. La rigenerazione urbana è il futuro della tutela dell'ambiente. Non si può pensare che la società non vada avanti, non ci siano nuovi stabilimenti industriali, non ci possa essere una riqualificazione, ma si deve lavorare sull'esistente e rigenerarlo, e guardare all'ambiente, e guardare alla sostenibilità. Questo è il modello che può garantire sviluppo e tutela dell'ambiente. Giustamente ciò che funzionava 30 anni fa non necessariamente può funzionare anche al giorno d'oggi, e bisogna pensare, gettare ponti verso il futuro. Mi ha fatto venire in mente una bella frase di Calvino che diceva che bisogna diventare sì, ma senza mai smettere di essere. La gestione dell'acqua, altro tema importante per l'irrigazione in questo caso, ha generato una terra verde e ricca di biodiversità, lo faceva notare il direttore, quindi ha creato sostanzialmente un paesaggio in cui siamo piuttosto abituati a vivere, stiamo bene, salvo quel momento drammatico della siccità che la diapositiva lo mostrava chiaramente. Le normative comunitarie sul deflusso ecologico chiedono di ridurre le derivazioni dei canali e lasciare più acqua nei fiumi, nel nome di una malintesa questione ambientale, appunto, di tutela del fiume, che però comporterebbe la perdita dei servizi ecologici sui territori solcati da tutti questi canali, tutti questi chilometri di canali che abbiamo annunciato prima. Ne risentirebbero l'ambiente, l'agricoltura e ovviamente le attività produttive dell'uomo. Si sta creando una sorta di contrapposizione sbagliata tra fiume e terra, tra agricoltura e ambiente. Qual è la sua posizione a riguardo e soprattutto nelle situazioni emergenziali? La Regione sarà vicina ai consorzi, agli agricoltori, ai cittadini nel ribadire il valore dell'acqua? Che è un valore fondamentale, e credo che sul tema Europa vada fatta anche una valutazione politica, perché io mi metto anche nei vostri panni, incontrate candidati, esponenti politici che vi dicono sì, firmiamo, siamo d'accordo in Veneto. Poi in Europa non si sa perché arrivano delle direttive e dei regolamenti che però sono votati. Quindi qualcuno quegli atti legislativi li sta votando. Io credo sia fondamentale che la Regione Veneto sappia fare regia nel voto degli europarlamentari, perché il tema dell'agricoltura e il tema dell'acqua sono i due temi, possiamo dire quasi due temi principali, oltre alla concorrenza e tutti i temi legati ovviamente alla libera circolazione dei capitali, eccetera, che sono oggetto di direttive europee. Però se si vuole fare l'interesse dei veneti, si vuole fare in questo caso l'interesse degli agricoltori e dei consorzi di bonifica, non si può dire sì qui e poi in Europa votare l'esatto opposto. Quindi tra le misure che ho proposto nel nostro programma amministrativo c'è una cabina di regia sulle scelte che vengono fatte in Parlamento europeo e nelle commissioni comunitarie. Questo perché è giusto che i cittadini abbiano la piena contezza di quello che avviene in quelle istituzioni.
e è assolutamente fondamentale anche fare in modo che queste scelte politiche poi siano valutate dai cittadini. Credo che il tema dell'acqua debba essere tutelato in tutti i modi, anche in sede regionale, quindi non soltanto in sede comunitaria, e la Regione deve lavorare in sinergia con i consorzi di bonifica su questo tema, anche perché spesso non si ricorda in sede europea che il Veneto ha una qualità di gestione idraulica che non può essere la stessa di altri paesi o di altre regioni. Figuriamoci dover mettere un abito uguale a tutti gli stati europei, come potrebbe stare, quando in realtà il Veneto ha delle caratteristiche morfologiche completamente diverse anche da regioni vicine. Quindi quello che io ritengo opportuno è fare in modo che ci sia anche una responsabilità politica da parte di chi assume certe decisioni nelle sedi europee. Siccome responsabilità dal latino significa rispondere, è giusto che chi prende certe decisioni, quando viene qui, ne debba rispondere. Penso sia il compito principale della politica. Io voglio rispondere delle mie scelte che faccio a livello regionale e delle scelte che eventualmente il mio partito assume in sede europea. Spero che lo stesso facciano tutti gli altri. Molto bene, allora stiamo arrivando verso l'ultima domanda. Comunque, strumenti fondamentali per la difesa delle aree costiere, insomma il Veneto ne ha di costo, peraltro è un volano economico tra i più forti, lo dimostrano i dati legati al turismo nelle nostre spiagge. Beh, comunque derivano questi strumenti dalla legge speciale per Venezia e dalla legge per la subsidenza. Entrambe devono essere rifinanziate. La Regione sarà vicina ancora una volta ai consorzi di bonifica nel chiedere al governo il rifinanziamento di questi strumenti? Allora, lo strumento migliore per chiedere il rifinanziamento di questi strumenti è la manovra finanziaria. Dal mio punto di vista il modello migliore è l'emendamento in sede da parte del governo, quindi un maxi emendamento. Anche su questo credo sia fondamentale quello che ho detto prima, vale per l'Europa, vale per il livello nazionale. La legge speciale su Venezia è una legge speciale che è fatta, così come il tema della subsidenza, rappresenta anche, come possiamo dire, un grimaldello per chiedere finanziamenti maggiori e va usato. Va usato perché permette poi a tutto il Veneto di avere ovviamente dei risultati, perché poi le risorse economiche ovviamente non aiutano solo Venezia o le aree a rischio di subsidenza, nel caso il Polesine, perché era partito da lì il tema, ma ovviamente quando si danno risorse ai consorzi di bonifica si dà risorse a tutto il territorio e a tutto il Veneto. Quindi anche su questo possiamo parlarne anche in sede di manovra. Sicuramente in questo momento nella manovra governativa non c'è questa questione, perché sono tematiche che vengono spesso presentate in via emendativa, e sarebbe bene che tutti i parlamentari veneti di destra e di sinistra votassero questo emendamento. Vedremo se sarà così. Molto bene, siamo quasi verso la fine di questo lungo fiume che ci porta dalle montagne più importanti del mondo alla laguna più bella del pianeta. Lungo il fiume Piave, sì, ho detto Piave. Allora, il Veneto è una macchina idraulica, come abbiamo detto, molto complessa, ci sono molte problematiche, ci sono insomma tantissime dinamiche che hanno bisogno di, come dicevamo all'inizio, di finanziamenti, su un bilancio di miliardi di euro, il bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025-2027 sfiora i 19 miliardi di euro. Tutti coloro che lavorano nei consorzi di bonifica, i presidenti sono tutti qua, 11, si chiedono: e come mai solo 800.000 euro? E in 15 anni, loro lo sanno meglio di me, i soldi sono sempre diminuiti, come una siccità economica quasi. Sì, credo che sia importante anche valutare ulteriori fonti di finanziamento regionale che possano permettere anche non solo di aumentare la quota, ma di aumentarla in maniera considerevole, anche tenendo conto del rischio idrogeologico.
Per farlo noi abbiamo lanciato delle proposte nel nostro programma, anche e soprattutto per le spese di investimento, cioè quelle in conto capitale, che sono fondamentali, anche e soprattutto per ovviamente quanto abbiamo detto prima. 800.000 euro non possono ovviamente bastare a una realtà come questa, soprattutto se si va nell'ordine delle idee di potenziare anche le competenze dei consorzi. Io su questo sono anche d'accordo, l'ho dichiarato anche pubblicamente nei giorni scorsi, insomma, lo ritengo fondamentale. Credo che i consorzi debbano mettere a disposizione dei cittadini il loro grado di democraticità e il loro grado di prossimità ai cittadini. Per me, che vengo da un comune di 10.000 abitanti, ho fatto l'amministratore in quel comune, poi ho avuto l'esperienza parlamentare, ma so quanto sia importante il legame diretto con i cittadini. Queste due caratteristiche devono essere la base dell'agire amministrativo, anche e soprattutto a livello territoriale. Quindi è importante rimpinguare le risorse a disposizione e valutare anche altre forme di entrate che non sono ovviamente, non mi riferisco alla leva fiscale, ma abbiamo lanciato delle proposte in materia di holding autostradale, di federalismo fiscale, in materia di entrate per poter poi finanziare ulteriormente i consorzi di bonifica, perché io avrei potuto dirvi sì, però è anche giusto che vi dica in che modo possiamo recuperare maggiori risorse. Ok, siamo arrivati quasi alla conclusione, vedo che lei sostanzialmente, io ho percepito questo, ma insomma credo che sia abbastanza chiaro che quasi si propone come sindaco del Veneto più che come presidente, una cosa del genere, no? Diciamo che una cosa che ho sempre cercato di avere è il legame con le persone e con i cittadini. Poi si può riuscire a dare risposte, si può anche non riuscire a dare risposte, però è fondamentale ascoltare le persone e soprattutto ascoltare i territori. Proprio per questo ritengo sia fondamentale che i cittadini possano rivolgersi a una persona eletta anche nei consorzi di bonifica, anche negli enti di riferimento, perché si crea un legame di responsabilità, cosa che su una funzione tecnica o su un ruolo tecnico che non ha la legittimazione popolare, io penso che dovremo, con un grande lavoro anche di immagine, riuscire ad alzare l'affluenza al voto nella fase di votazione dei consorzi, riuscire a garantire una maggiore partecipazione per far sentire quello che davvero è il consorzio, un ente a tutela dei cittadini. E proprio per questo va fatto un lavoro, dal mio punto di vista, di forte collaborazione. Io il consorzio l'ho conosciuto da amministratore, come tanti cittadini magari lo conoscono soprattutto da amministratori, capiscono davvero le capacità che ha il consorzio di bonifica di poter rispondere ai cittadini. Sarebbe bene arrivare il più possibile a tutti, e questo è un compito della politica, non è ovviamente un compito dei consorzi, per far sì che questi due elementi fondamentali che ho detto prima siano messi a disposizione dei cittadini il più possibile ed entrino proprio nella consapevolezza del cittadino veneto. Adesso mi verrebbe da darti del tu perché sei veramente un giovanotto, quindi ti do del tu. Se vuoi, se vuoi ti lasciamo qualche minuto come un invito elettorale per poi esprimere i pensieri di qualsivoglia tipo che vuoi e poi faremo questa firma, tra virgolette appunto, che unisce i cittadini e i consorzi, dopo aver sentito però ovviamente il pensiero finale del Presidente. Prego, dottor Stefani. Allora, intanto grazie e rinnovo i miei ringraziamenti per questa occasione di confronto. Io non farò un appello per me, ma faccio un appello alla partecipazione al voto, perché credo sia fondamentale che qualunque sia la scelta che ogni cittadino veneto voglia fare, lo faccia nell'interesse del Veneto, ma soprattutto dimostri di andare a votare. Questo è necessario se vogliamo costruire una regione legittimata, dei rappresentanti in consiglio regionale che conoscano il proprio territorio. Fosse stato per me avrei fatto 10 liste in più, però questa è stata la possibilità che abbiamo avuto e sicuramente la prossima volta riusciremo a farne molte di più partendo un po' prima, ma è importante che i cittadini scelgano i propri rappresentanti. Questo è assolutamente fondamentale, perché uno non vale uno. Chi dice che in politica uno vale uno dice una cosa figlia di una mancata esperienza amministrativa.
chi conosce, come tutti voi conoscete, amministratori locali o chi ha avuto esperienze anche solo all'interno di associazioni, sa benissimo che ogni persona porta una specialità diversa dagli altri e quella specialità va valorizzata. Il nostro è un programma che pone al centro dei temi anche nuovi. È stata un po' sorpresa che abbiamo posto al centro il sociale e la sanità. Io credo sia una cosa normalissima, perché non esiste una sanità di destra, non esiste un sociale di sinistra, e non esiste una sanità di sinistra e un sociale di destra. Si parla di trend demografici in atto, una popolazione che invecchierà sempre di più, che significa che la longevità della vita sta aumentando, ma significa anche che dobbiamo pensare alla società del domani. Quindi residenze per anziani attrezzate, lo sviluppo della telemedicina, dell'assistenza domiciliare, di quartieri inclusivi, di villaggi inclusivi. Questo sarà il futuro, perché una società che invecchia avrà bisogno di maggiori servizi territoriali, avrà bisogno di maggiori servizi socioassistenziali anche a portata di mano. Oltre a questo, per i più giovani un piano casa che tenga conto della loro necessità. Oggi un ragazzo di 25-26 anni non può permettersi l'acquisto di una casa, non può avere una casa ad un affitto possibile per le sue finanze. È necessario anche, e mi ricollego a quanto abbiamo detto prima, sfruttando le opportunità della rigenerazione urbana, studiare un piano casa. La manovra mette 980 milioni di euro sul piano casa. È importante che il Veneto giochi un ruolo da protagonista su questo, ripensando all'edilizia popolare che abbiamo visto negli ultimi 40 anni, che spesso ha provocato più insolvenze che altre questioni, ma valutando una residenzialità in favore dei giovani, con magari dei servizi in favore dei ragazzi. E su questo anche l'utilizzo del Fondo Sociale Europeo per i servizi della prima infanzia e dei servizi educativi, che in Veneto per 2/3 sono strutture paritarie e parrocchiali, non tanto perché un bambino sceglie di andare in un servizio parrocchiale rispetto a un pubblico, ma perché in tantissimi comuni del nostro territorio è così. Una sanità sempre più territoriale, quindi con l'utilizzo degli strumenti che la telemedicina e la tecnologia mette a disposizione per ridurre le liste d'attesa e gli accessi impropri nei pronto soccorso. Un'attenzione particolare al mondo degli agricoltori, oltre al tema di consorzi di bonifica, l'abbattimento delle spese di istruttoria per l'accesso ai fondi di rotazione, il ripotenziamento di primo insediamento, che ha già dimostrato di portare dei buoni risultati per i giovani agricoltori, la necessità soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura e anche il tema dei consorzi, avete dimostrato di saper spendere le risorse che arrivano. Questo è il segnale dell'efficienza di un ente. Quando un ente spende il 100% delle proprie risorse, è un ente che funziona. Gli agricoltori sanno spendere tutto il complemento europeo relativo all'agricoltura, significa che sanno spendere le risorse che arrivano, sanno sfruttare le opportunità che vengono messe loro a disposizione. E quindi anche su questo abbiamo lanciato un capitolo dedicato, anche in accordo con le associazioni di categoria, il mondo delle imprese, che va tutelato soprattutto sul tema della burocrazia. Una delle prime misure che adotteremo sarà proprio il tavolo antiburocrazia, in cui le associazioni di categoria dicano punto per punto i nodi da sciogliere in materia di burocrazia e in materia di impresa. Una forte attenzione all'ambiente, rigenerazione urbana, la capacità di investire nei consorzi di bonifica, la necessità di sviluppare il biglietto unico intermodale che metta in relazione i mezzi pubblici e possa essere utilizzato con delle tariffe agevolate. Tantissimi sono altri temi, un programma di oltre 200 pagine, quindi non posso illustrarlo in pochi minuti, però credo sia fondamentale che i cittadini vadano a votare. Poi è giusto che scelgano chi preferiscono e chi più si avvicina alle loro idee, e i candidati consiglieri che siano rappresentanti del territorio e che non siano persone che fanno declamazioni di principio e basta. Serve gente che conosca il territorio, a cui bussare la porta per chiedere conto di quello che dicono. Grazie Alberto. Lascerei la parola a questo cappello conclusivo da parte di Alex, il presidente di Ambi Veneto. Sentiamo le sue vive parole per chiudere questo incontro con i nostri candidati. Bene, grazie onorevole Stefani, un saluto, un ringraziamento per
il tempo che ci hai dedicato. Saluto e ringrazio tutti i miei colleghi, presidenti dei consorzi di bonifica, direttori, dirigenti, collaboratori presenti in sala. Guardavo mentre ero seduto quell'immagine che tutti abbiamo alle spalle, bellissima, che rappresenta questo territorio, il comprensorio con la bandiera della Serenissima e dell'Italia, e pensavo quanto i consorzi di bonifica siano un po' rimasti tesori nascosti di questa regione nel tempo, e in realtà, dati alla mano, oggi che possiamo dire che sono i migliori a livello nazionale nel tradurre quelle che sono le risorse in opere e nell'arrivare a compimento di quelli che sono i lavori che vengono progettati. Chi direttamente ha a che fare con noi, mi riferisco ovviamente in particolar modo agli agricoltori, conosce quelle che sono le nostre caratteristiche, la nostra capacità, le nostre virtù, ma ahimè per troppi cittadini pur contribuenti le funzioni dei consorzi di bonifica sono un po' poco note, diciamo. Questi enti, dobbiamo fare anche una riflessione personale, in passato hanno comunicato poco. In realtà oggi, in quella che è un'epoca di cambiamento climatico, di emergenza a questo punto direi climatica, è necessario, fondamentale comunicare, ed è questo uno dei motivi per il quale abbiamo voluto fare questo incontro nel dialogare con chi rappresenterà poi un giorno la Regione, non neghiamolo, e ci siamo e rappresentiamo una delle realtà sicuramente più affidabili con le quali avete a che fare. È necessario non più rinviare, ma mettere mano a quella che è la gigantesca macchina idraulica della nostra regione, pensata a cavallo tra 800 e 900, perché cambia il clima, cambiano quelle che sono le sfide e dobbiamo intervenire per anticipare quelle che sono le emergenze. Dati alla mano, ogni euro investito in prevenzione ne fa risparmiare 4 poi nelle situazioni di emergenza. Abbiamo parlato di federalismo fiscale, io credo che i consorzi di bonifica rappresentano il più grande esempio di fatto di federalismo fiscale. Abbiamo parlato di aumentare le competenze. Noi ci siamo d'accordo, ma per aumentare le competenze, come è già stato detto in più occasioni, servono risorse, e detta in maniera molto palese, gli 800.000 euro che oggi mette a disposizione il bilancio della Regione Veneto non sono sufficienti per fare le attività di manutenzione che oggi ci vengono richieste. Prima di entrare nel merito delle progettualità, ritengo necessario puntare l'attenzione su un tema, che è quello del valore effettivo dell'acqua. Ci sono diverse linee di pensiero che vengono dal mondo delle istituzioni a livello europeo, ma poi anche a livello nazionale in alcuni casi, che tende sempre di più a equiparare quello che è il beneficio dell'attività dei consorzi di bonifica, quindi irriguo, a quelli che sono poi gestori idrici integrati, nel senso che ti faccio pagare quello che consumi. È un approccio molto pericoloso, perché finisce a equiparare quelle che sono le nostre imprese agricole ai principali utilizzatori, o meglio consumatori d'acqua, che è sbagliatissimo legare la parola consumo a quella che è l'attività agricola, tralasciando completamente quella che sono le esternalità di carattere ambientale che poi derivano appunto dall'attività di irrigazione. Il concetto costo dell'acqua noi lo anteponiamo quello del valore dell'acqua, che fa riferimento a tutti i benefici paesaggistici, ambientali, che vanno poi a servizio di tutti, a tutela delle imprese, a tutela degli stessi cittadini. Ne parlavamo prima del grande valore del servizio ecosistemico, significa tutela della biodiversità, significa ricarica della falda fondamentale, significa fitodepurazione, significa corridoi ecologici e vivificazione delle falde. Rimarcare come la pratica irrigui generi paesaggio-ambiente è fondamentale in questo momento attuale, in cui i consorzi di bonifica, la Regione Veneto, l'autorità di bacino sono impegnati in quella che è la rinnovo delle concessioni di derivazione dei corpi d'acqua principali. Anche in questo caso ci troviamo davanti ad una interpretazione sbagliata, una linea di pensiero che non condividiamo, ed è la grande questione, ne abbiamo parlato prima, del deflusso ecologico previsto dalla direttiva comunitaria sulle acque,
che se applicata ovviamente andrebbe drasticamente a ridurre quelli che sono i nostri prelievi, mettendo in difficoltà ovviamente l'agricoltura, ma anche tutto quello che sono i servizi ecosistemici di cui parlavo poc'anzi. Noi a questo diciamo no, un assoluto no alla contrapposizione tra quella che è l'attività agricola e quello che è l'ambiente, ed è necessario che anche la Regione Veneto, che ti presterai a guidare, non nascondiamocelo, deve portare e far sentire forte la sua voce per ribadire quanto è importante che l'acqua continui a scorrere all'interno dei nostri territori. Abbiamo parlato d'Europa e condivido pienamente, però anche in questo caso c'è stata una stagione per la quale a rappresentarci in Europa non mandavamo i migliori purtroppo, e anche sulla direttiva quadro acque siamo stati a guardare quando una parte politica della rappresentanza europea, mi riferisco ovviamente ai paesi del nord Europa, è intervenuta in maniera preponderante non tenendo in considerazione di quelle che potevano essere le caratteristiche dei paesi del Mediterraneo. Il rapporto con la Regione Veneto per noi è sempre stato intenso e molto proficuo. Ringrazio Vincenzo Artico, presidente della Direzione Difesa del Suolo, e gli uffici dei nostri consorzi lavorano quotidianamente con gli uffici della Regione. È un rapporto che ha dato frutti, come abbiamo visto, e che deve essere continuamente rinnovato e direi anche rafforzato. Purtroppo però ci siamo trovati in una situazione un po' particolare, perché quelle che erano le direzioni con le quali noi avevamo a che fare erano divise su due assessorati diversi: ambiente, difesa del suolo e bonifica irrigazione, l'agricoltura. Noi siamo a richiedere forte, l'abbiamo messo nel documento, un assessore unico che possa rispondere e velocizzare ancora di più quelle che sono le attività dei consorzi di bonifica. È necessario mettere mano al territorio con un grande piano di manutenzione. Ne è stato ribadito prima il piano Marshall per quanto riguarda i bacini di laminazione, ne sono stati finanziati 13, ne mancano altri 10, però questi rispondono a quelle che sono le acque che derivano dalla parte pedemontana della nostra regione. Dobbiamo investire per mantenere adeguata l'avanguardia anche a quella che è tutta la fascia di pianura delle nostre strutture. Abbiamo necessità di dare spazio all'acqua per quegli eventi ormai precipitosi, importanti, sempre più che ormai diciamo sono all'ordine del giorno, e ovviamente al di là dei grandi bacini di laminazione in pianura dobbiamo ragionare, non lo nascondiamo, cioè anche sui grandi bacini per fare in modo di immagazzinare l'acqua. Noi abbiamo un dato negativo in Veneto, riusciamo a contenere e trattenere solo il 5% dell'acqua che scende dal cielo, un dato nazionale che è dell'11%, diverse regioni o paesi europei che arrivano anche al 30-40%. Allora dobbiamo implementare questo, quindi i bacini sicuramente sono la soluzione, ma poi dobbiamo anche efficientare quella che è la nostra rete. Già da anni siamo impegnati per trasformare l'irrigazione passando dai sistemi a scorrimento ai sistemi a pressione, ma perché questo è un obiettivo fondamentale che risponde a diverse esigenze. La prima è quella di essere resilienti durante i periodi di estrema siccità. In secondo luogo quella di rispondere alle esigenze delle imprese agricole, perché ricordiamolo, il cibo di qualità è un cibo irriguo e deve essere fatto grazie anche ai nuovi sistemi irrigui. Ricordiamolo, ci sono territori della nostra regione che ancora aspettano delle risposte in questo senso. Una considerazione sul costo energetico. Su 150 milioni di contribuenza, 23 dedicati a pagare le bollette, i nostri consorzi vengono identificati come delle imprese energivore, ma credo che sia ben mettere in chiaro che l'energia che noi paghiamo serve per la sicurezza idraulica del territorio, delle imprese e dei cittadini. È stato già parlato di autogoverno, della capacità di essere capillari sul territorio, ed è vero, è del nostro punto di forza. Noi siamo orgogliosi di poter dire che proprio grazie a questo ogni euro che è stato ricevuto è stato speso, e anche il recente PNRR, 34 milioni, siamo stati in grado di tradurli in cantiere, in subito, in opere che arriveranno a compimento entro il 2006. Quindi siamo sentinelle del territorio sia come operatori sia come amministratori
amministratori e non dimentichiamolo che la stragrande maggior parte degli amministratori è rappresentata dagli agricoltori che custodiscono ogni giorno il territorio grazie al proprio lavoro. Poi è chiaro, ogni territorio ha le proprie peculiarità, la necessità di caricare la falda, che è il più grande invaso che abbiamo a disposizione, gratuito e sotto i piedi. È necessario, come ribadito, finanziare la legge sulla subsidenza e chiediamo ovviamente di essere a fianco di Ambi Nazionale come regione per questa richiesta al governo. È necessario mettere mano alle barriere antisale contro una burocrazia che ostacola interventi di vitale importanza, e mi riferisco alla barriera sul Brenta che attende finanziamenti, il primo progetto risale a oltre 20 anni fa, e la nuova barriera sul Po, per la quale siamo ancora in fase di attesa della progettazione. Io devo dire una parola a riguardo, perché purtroppo c'erano dei finanziamenti a disposizione proprio per la progettazione, però la Regione se li ha lasciati sfuggire perché non ha saputo di fatto cofinanziare la progettazione. Al contempo chiediamo di rifinanziare quella che è la legge della salvaguardia di Venezia e della laguna, che ha permesso di realizzare interventi ambientali di vitale importanza, di fitodepurazione, e che ha risposto anche alle esigenze dell'agricoltura e della sicurezza idraulica. È necessaria una visione di insieme, che credo oggi siamo stati in grado di dare. E noi abbiamo competenze, abbiamo capacità di progettazione, abbiamo conti in ordine, cosa non da poco, e grande capacità organizzativa e capillare sul territorio. La Regione è sempre stata vicina, rafforziamo ancora di più questo rapporto, però ribadisco è necessario che intervenga anche con risorse proprie da assegnare ai consorzi di bonifica per la straordinaria attività che fanno ogni giorno e la possibilità di affrontare quelle che sono le sfide date dal cambiamento climatico. Noi ci siamo e sigliamo un patto tra politica, consorzi e ovviamente cittadini per costruire insieme quello che è il Veneto di domani, questa straordinaria regione che fra poco avrà un governo tutto nuovo, e noi ci poniamo come interlocutori principali per quanto riguarda la gestione del territorio. Grazie mille a tutti. Grazie Alex, grazie Presidente. Portate il tavolo. Firmiamo il patto e abbiamo finito. Non leggete, mi raccomando, firmate e basta.